quel sogno cos'è? Attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai. Se resterà in te, so che mai non ti perderai. Se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai. Cambio canzone e poi, tranne la vita quanto tempo c'è, voglio vivere a colori, colorare il mio destino. Senza fili che mi muovono le mani, voglio vivere a colori, colorare il mio destino e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? E allora, cari amici miei, mi sposto da questa parte al tavolo, voglio raccontarvi le gesta di un altro siciliano che ha fatto parlare di sé a Italia's Got Talent. Questa sera con noi Sebastiano Picoce. Ciao, ciao. Buonasera Sebastiano. Ciao, buonasera, Ecco, buonasera a tutti. già Ciao, mamma mia. vediamo da questa inquadratura che ci regala il nostro Mauro che tu tanto a posto di testa non sei. No, mi voglio scusare, Sì? perché prima di venire qua Sì? sono stato a lanciare il mio ultimo CD, Sì? solo che mi sono ricordato dopo che si intitolava Mi ritorno in mente e questo è quello che è successo. Allora, la prima domanda mi viene spontanea. Sì. Sebastiano, tu ci fai o ci sei? No, diciamo una via di mezzo. Ho anche questa risata che mi viene spontanea. Sono un po' preoccupato però. Perché? Perché ho portato mia nonna dall'oculista Sì. e poverina non è riuscita a leggere neanche una letterina. Beh, l'abbiamo bravo. subito operata di catarrata. Certo. Dopo che l'abbiamo operata ci siamo ricordati che era analfabeta. Questo non è tanto buono. Senti, raccontaci questa esperienza di Italia's Got Talent. Ma questa è stata un'esperienza bellissima, favolosa. Ancora oggi porto i segni, di questa esperienza. È andata bene. Ho preso 2 sì. Sì? Preso sì. Scommetto da Jerry e da Maria. Ho preso Rudy? sì. Rudy ha appena fatto la prima battuta, subito ho bazzato. normale, sì. Appena ho detto che avevo suonato con zucchero, Sì? perché avevo la pressione bassa, allora subito, ha subito bazzato. Sono un po' preoccupato perché rattristato, che è morto un amico mio che faceva il lattaio. Mi dispiace. Per giunta ha lasciato detto che vuole essere parzialmente scremato. Per qualcuno la battuta è arrivata ora. È arrivato. Sebastiano, nella vita di tutti i giorni tu sei invece Sì. un insegnante, un Faccio professore. insegnante, sì. Con i miei alunni se ridono alle mie battute hanno 9, se non ridono hanno 4. Ma dico, tu sei così anche in classe? Sì, sono anche in classe, allora alla fine c'è uno spazietto di 5 minuti Sì? dedicato ai miei alunni, Eh? i quali se ridono alle mie battute hanno un voto alto, se non ridono hanno un voto bassissimo. Ti compri il pubblico quindi? Sì, Se sono tu obbligati. Sei sì. andato lì a Italia's Got Talent a fare che? Io ho fatto il cantante demenziale, ho presentato i miei brani, Sì? che io li canto in forma zippata. Ah, li perché canti zippati? Sì, in ogni CD praticamente io metto 600-700 brani. Ma come ci entrano? E siccome non ho il programma WinZip, li faccio direttamente zippati. Ah, quindi tu realizzi brani zippati? Zippati, così evito di utilizzare il programma, diciamo, di scaricare programmi abusivi. Fra l'altro sono anche un autore, Sì? ho scritto, giuro, Sì? tutti i testi delle canzoni di Amedeo Minghi. Sì? Infatti nelle mie tessere c'è scritto professione testi di Minghi. Sta divertendo tantissimo. Tu sei di Nicosia. Sono di così, sì. Ma a Nicosia qualcuno ha mai provato a dartene di Santa Ragione o no? Ci provo spesso, sì. Però ci fortunatamente diciamo sono un buon atleta, un centometrista, sì. E quindi. Corri? Però guarda, mi succedono tutte le cose più strane. Per arrivare qua, guarda, ho fatto un viaggio allucinante. In mezzo alla strada mi è spuntato un pino. Sì?
l'ho scansato e c'era un altro pino, l'ho scansato e ho fatto tutta la strada scansando i pini. Quando ho parcheggiato qua ho chiesto spiegazioni, c'era un signore, mi dico ma come mai tutti questi pini? Lui ha guardato la macchina, mi ha detto forse è meglio che togli l'arbre magique dallo specchietto. Questa non so se... Questa è un'altra stronzata. Questa è una Dico, stronzata. no, ora ci regali un'esibizione. Sì, certo, sono venuto qui per presentare i miei brani, certo, Allora, a disposizione, Ti tranquillamente. prepari? Noi siamo pronti con i brividi con Sebastiano Picone, perché arriva il momento dell'esibizione di Sebastiano Picone. Ciao! Allora, ciao a tutti, buonasera. Allora, voglio presentare il mio penultimo CD perché l'ultimo ce l'ho conficato bene in testa, non lo posso presentare. Allora, il mio ultimo CD si intitola È inutile che ti metti la forfora finta sulla giacca perché si vede subito che hai il parrucchino. mentre il lato B si intitola Da quando prendo il Viagra la mia vita è cambiata da così a così. Mamma mia che belle ragazze. Bene, allora passo subito al mio primo brano. Lo so che il pubblico sta fra me, non vede l'ora che faccio il mio primo brano. Bene, il mio primo brano è questo. Il brano era 7000 caffè. Bene, ok. Bene. Passo al secondo brano. No. Il brano era Vengo anch'io, no tu no. Ok, vado al terzo brano, sempre della serie. Il brano era Vengo dopo il TG. Adesso voglio dedicare un omaggio a una grandiosa cantante. Il prossimo brano è Il brano era Maledetta primavera. Ok, chiudo perché non voglio, i brani sono 620 però ne faccio solo 5 perché spero che mi chiamate per le altre puntate, quindi praticamente verrebbero altre 34 puntate, cioè, dividendo i brani 5 all'ora. Allora, l'ultimo brano è un omaggio a un grandioso cantante. Il brano è questo. Amore, vieni, andiamo a letto, dai, facciamo l'amore. No, stasera non mi muovo, mal di testa, no. Ma come? Avevo preso anche la piloletta. E ora come faccio? Il brano è Con le mani.